Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video dedicato alla mia serie su Antonio Rizzi e l'innocenza della realtà, il mio secondo libro e primo romanzo che ho scritto nel 2019 che è stato pubblicato da casa editrice Edizioni Trovap a Latina. E quindi niente ragazzi, quindi continuiamo il video su questa serie che ho deciso di creare per parlarvi delle vicende di questo giovane siciliano, protagonista del mio romanzo, di questa storia che ho inventato che gira attorno a questo giovane siciliano che in seguito a una serie di vicende finirà coinvolto nell'ambiente criminoso, malavitoso, prima di Corleone e poi successivamente 10 anni dopo a New York, perché la storia sono in 10 anni, e ho deciso di raccontarla capitolo per capitolo. Prima di andare a questa parte, che è la seconda parte del settimo capitolo, io vi ricordo sempre di commentare numerosi, di mettere un mi piace e di iscrivervi al mio canale se volete, e ovviamente aiutatemi a condividere e a far crescere la serie. Se mi potete seguire sul mio sito web ufficiale e sul mio profilo Facebook, qua vi lascerò il link in descrizione sotto questo video, come faccio del resto anche negli altri video. Quindi niente ragazzi, banda alle ciance. Vi ricordo anche che comunque se volete acquistare una copia di Antonio Rizzi e l'innocenza della realtà la potete trovare nella nostra enoteca di famiglia a Sabata, provincia di Latina, corso Vittoria Valone Terzo, numero 55. E il nome dell'enoteca ristorante gestito dalla mia famiglia si chiama La Bottega del Vino, dove appunto io vendo personalmente le mie copie, non essendo io ovviamente uno scrittore famoso. E niente ragazzi, quindi detto questo, io vi parlo della seconda parte del settimo capitolo, che in pratica la mia parte era stata molto breve perché avevo molto poco tempo la scorsa volta, oggi ho un po' più tempo, quindi andiamo ad analizzare più pagine. Io vi parlerò ovviamente delle conseguenze di quello che è successo nel sesto capitolo, dove appunto dopo il padre di Antonio, Nino, anche il fratello maggiore di Antonio, Michele, farà una brutta fine sempre per colpa di Carlo Sebastiani, il braccio destro di Francesco Cilli, quello che diventerà il nemico numero uno dello stesso Antonio Rizzi, che adesso appunto perderà sempre più la sua famiglia fino appunto a raggiungere una situazione in cui probabilmente lui si vorrà vendicare. Quindi torniamo a quando appunto Antonio e sua madre Carmela, non vedendo tornare Michele a casa, si cominciano a preoccupare, cominciano a pensare che lui appunto abbia fatto la stessa fine dello stesso Nino. Quindi ragazzi, erano quasi le 20:30 di sera, Antonio era tornato da più di un'ora e sia lui e sua madre si domandavano che fine avesse fatto Michele. Generalmente Enzo, il suo nuovo capo, lo tratteneva quasi un minuto di più per discutere la sua situazione familiare, ma di solito tornava a casa almeno mezz'ora prima e ora Antonio si stava decisamente preoccupando. Anche Carmela era decisamente preoccupato. Antonio cercava appunto di calmarla e di stargli vicino. Mamma, sono sicuro che tra poco arriva, e disse, ma non serviva molto. Passò oltre tempo, nonostante Antonio si sforzasse per credere che Michele avesse semplicemente avuto un impegno, si dovette arrendere all'evidenza dei fatti. Era successo qualcosa a suo fratello. Adesso Antonio era disperato. Logicamente avrebbe potuto chiamare la polizia, ma si sentiva chiamare sicuro soltanto per contattare Marco e Paolo, i suoi miei amici. Con la precisione chiamò Paolo. Antonio, che cosa è successo? Gli rispose Paolo sbagliando. Sono 11:30 di sera. Anch'io vorrei andare a letto, Paolo, ma non ho più pari idea di dove si trova Michele. Mia madre sta completamente impazzita. Ma per caso si trova a casa tua? No, gli rispose l'altro. Ma che cosa è successo? Michele doveva tornare a casa circa 3 ore fa, disse Antonio. E invece nessuno sappia dove sia. Io e mia madre non sappiamo dove sbattere la testa. Subito Paolo si propose, dai a casa tua, chiamo anche Marco così ti diamo una mano per tua madre. No Paolo, una pessima idea, chiamerò la polizia, noi siamo solo dei ragazzi e queste sono faccende più grandi di noi, gli disse. Va bene, ma non mi dire che pensi che anche Michele, insomma, dopo quello che è successo a tuo padre, disse caso Paolo tremando. Vorrei sbagliarmi, disse Antonio, ma ho la stessa brutta sensazione, ho la sensazione che anche questa volta senti qualcosa da Francesco Cilli. Ma com'è possibile Antonio? Qui non abbiamo visto né sentito nulla, quell'uomo è astuto, sa gestire i suoi affari e sa come gestire anche questa storia. Va bene, rispose Paolo e riattaccò. La madre di Antonio Carmela, scusate, no. Ritorniamo a quando appunto Michele dice, lo stesso Paolo dice ad Antonio, va bene, e riattaccò. Colmo di disperazione e terrore, Antonio cominciò a comporre il numero. Ci volle un po', ma alla fine gli risposero e Antonio, spiegandogli la situazione, venne informato che una squadra sarebbe arrivata a breve. Ovviamente parliamo dei poliziotti. Era più tranquillo, ma non appena voltò le spalle vide appunto che sua madre si era accasciata a terra svenuta. Sua madre aveva perso i sensi, era bastato semplicemente sentire che Michele forse aveva subito la stessa storia di Nino per farla andare in stato di shock. Forse stavolta non c'era niente da fare. Disperato fece l'unica cosa che si sentiva di fare in quel momento. Chiamò Paolo. Che cosa è successo? Disse Antonio. Mia madre è svenuta, urlò Antonio, ormai sempre più disperato. Ho sentito quello che abbiamo detto e quando mi sono girato a terra. E quando mi sono girato era a terra, non so che cosa fare. Per la prima volta nella sua vita Antonio si trovò davanti a uno stato di puro terrore. L'ambulanza arrivò e quindi non poté fare altro che chiamare l'ambulanza. L'ambulanza arrivò poco dopo. Antonio li fece entrare e velocemente caricarono il corpo di sua madre nella barella.
Subito dopo arrivarono Marco e Paolo. Come cavolo è successo? Paolo non mi ha detto molto, te l'ho detto Marco, spazientito. Questa sera Michele non si è visto e penso proprio che sia successo qualcosa come con mio padre. Vabbè, adesso che facciamo? Gli chiesero Marco e Paolo all'unisono. Antonio li guardò, non sapeva veramente neanche lui cosa fare, era confuso e turbato, non sapeva che fare, ma sapeva anche che in quel momento doveva stare vicino a sua madre, specialmente se era successo veramente qualcosa a Michele. Salgo sull'ambulanza, gli rispose, e seguì i paramedici. Vabbè, poi ovviamente c'è la parte in cui appunto in cui io ho parlato, appunto la stessa Carmela mi ha portato all'ospedale, ma io sono questa parte per andare giustamente ai momenti successivi. E anche la parte in cui appunto lo stesso Antonio viene assistito dai suoi miei amici Marco e Paolo, che poi successivamente lo lasciarono solo con sua madre. Arrivano direttamente ai punti principali. Era stanco di tutta la sofferenza, e quando si addormentò i suoi sentimenti erano confusi, fece sogni strani, e apparve lo stesso Francesco Cili. Che cosa credi di fare, ragazzino, di Francesco Cili? Fare tutto quello che hai fatto a mia madre e a mio padre, ucciderti, maledetto. Tu uccidere me, ragazzo, ma ti sei visto, non sei nulla di confronto, io controllo tutto e tu hai ancora bisogno di tua madre che ti soffi il naso. Svegliati, disse Cile, scoppiò a ridere. Cosa? Disse Antonio un tratto. Cile aveva parlato chiaramente, ma per Antonio è come se stesse parlando in un'altra lingua, non lo capiva, non era una cosa strana. Più andava avanti per avvicinarsi a Francesco, più lui si allontanava, era come se avesse protetto un muro invalicabile, e nonostante Antonio ci provasse non veniva scalfito. Cile era comunque inaccessibile per lui. Svegliati, gli disse Cile in faccia. Ad un tratto la sua immagine cominciò a sfogare. Non capisco, disse Antonio sempre più confuso. Svegliati, Antonio, disse una voce, e Antonio si ridistò di colpo. A parlare restò la sua madre, che nel frattempo si è ripresa. Ah, mamma, ti sei ripresa? Disse Antonio a strizza forte. Era felice come una Pasqua. Svegliarsi e trovare vedere che sua madre stava bene, lo riempiva di gioia. Adesso come ti senti, mamma? Bene adesso che ti vedo, figliolo. Che cosa è successo? Come sono finita qui? Disse Carmela come se non fosse sapere niente. E quindi adesso Antonio dice appunto di rivelargli quello che pensava. Michele, disse tremando. E Antonio vide che era di nuovo profondamente turbata come nei giorni precedenti. Michele, figlio mio, Dio santo, che cosa gli è successo, Antonio? Non posso dirti una cosa falsa, mamma. Non ho idea di cosa dove sia. Da ieri mattina che non lo vedo, nessuno sembra averlo visto al lavoro. Neanche il vecchio Enzo sembra sapere dove sia. Mi avrebbe sicuramente contattato se avesse avuto qualcosa, ma non temere, scommetto che ora è a casa, dovrò lontano le sue, e si vede dove siamo noi due, e magari si sta anche ammazzando di risate, magari pensando che l'abbiamo fatta, che ci siamo ammazzati di preoccupazione inutilmente. Però nonostante questa cosa non riusciva a risolvere il suo amore di sua madre, che cominciò un'altra volta a piangere. Oddio, ma perché doveva succederci questo? Perché? In quel momento però la stessa Carmela cercò appunto di prendere mano alla situazione. Ascolta, Antonio, disse la donna, quando mi riprenderò e tornerò a casa farò tutto quello che posso per farti scappare. Non sei più al sicuro, non posso più proteggerti. Adesso so che ho perso anche il mio Michele, perché sono sicuro che ha fatto anche lui una brutta fine. E adesso non posso più nasconderti niente. Chi è stato, mamma? Non capisco. È stato Francesco Cili, rispose lei in modo liberatorio. Adesso non dovevano esserci più segreti tra Carmela e suo figlio, erano rimasti solo loro due, lo sapevano bene in fondo che anche Michele aveva fatto una brutta fine e dovevano cercare di andare avanti, aiutandosi uno con l'altra per affrontare la vita, i suoi ostacoli giorno per giorno. Quanto tempo ci vorrà, Antonio, che mi riprenda? Antonio fu colto di sorpresa dalla domanda. Per cosa? Per farmi dimettere all'ospedale, rispose Carmela ad alta voce. Tu devi tornare a scuola, io devo tornare a casa, se no come facciamo ad andare avanti? Non ti preoccupare, mamma, prima devi rimetterti. Comunque mi hanno detto che ci vorrà qualche giorno e poi potrei uscire. Meno male che così, sospirò Carmela. Ascoltami, Antonio, quando tornerò a casa sarà in pericolo, anche se tu mi hai portato il cadavere di mio padre, di tuo padre. Via dal posto dove gli uomini di Cile l'avevano nascosto, ti daranno la caccia, esattamente come tuo fratello, gli spiegò. E quindi, chiese Antonio avvicinandosi, quindi devi andartene anche tu. Conosco delle persone, quando sarà il momento, figlio mio, dovrai andare in un luogo sicuro, lontano più possibile da questa tana di mostri. Antonio mi fissò, non credeva a quello che aveva appena detto sua madre. Era pronto a separarsi veramente da lui pur di salvargli la vita e non farlo catturare da Francesco Cili. Non sapeva a quale persona Carmela si riferisse, sapeva soltanto che doveva fidarsi di lei. Gli si avvicinò e lo abbracciò forte. E questa, ragazzi, è la conclusione della seconda parte del settimo capitolo, quindi spero che vi sia piaciuta. Commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace e niente, ditemi che ne pensate di questo video e seguite appunto sui link che vi ho lasciato in descrizione. Ciao ragazzi, a presto!